Nella campagna di Ragusa, immerso tra ulivi e carrubi, sorge il maestoso castello di Donna Fugata. Ma attenzione, non lasciarti ingannare dalla sua bellezza. Dietro le sue eleganti facciate si nascondono leggende e misteri che rendono questo luogo unico e affascinante. Il nome Donna Fugata porta con sé una storia enigmatica. Si narra che la regina Bianca di Navarra, vicaria del Regno di Sicilia, fosse imprigionata qui dal conte Bernardo Cabrera, che voleva costringerla a sposarlo per ottenere il trono. Con astuzia e determinazione, Bianca riuscì a fuggire, diventando la leggendaria Donna Fuggita. Una storia di libertà e ribellione che ha lasciato un'impronta indelebile nella memoria di questo luogo. Nei giardini del castello si nasconde un labirinto di pietra, progettato per disorientare chiunque vi entrasse. Alcuni raccontano che fosse teatro di incontri segreti o utilizzato per proteggere tesori nascosti. Ma i misteri non finiscono qui. All'interno del castello, il barone Corrado Arezzo amava stupire i suoi ospiti con giochi di illusioni, come la famosa farfalla dipinta su uno specchio che sembrava prendere vita. Il nome Donna Fugata compare anche nel celebre romanzo Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Sebbene la Donna Fugata del romanzo non corrisponda al castello reale, il nome evoca lo stesso senso di eleganza e decadente splendore. Il castello di Donna Fugata, con la sua opulenza e i suoi misteri, sembra quasi il luogo ideale per ospitare le vicende del principe di Salina. E i celebri vini Donna Fugata? Condividono solo il nome con il castello. Mentre quest'ultimo racconta storie di intrighi e leggende nella campagna di Ragusa, i vini nascono nei vigneti di Contessa Entellina, nella Sicilia occidentale. Ogni bottiglia rappresenta un'altra dimensione della Sicilia, raccontando storie di sapori, tradizione e arte. Il castello di Donna Fugata non è solo una residenza storica, è un luogo dove la bellezza incontra il mistero. Se visiti Ragusa, non perderti l'occasione di esplorare questo gioiello unico e di immergerti nei suoi segreti. Ogni pietra, ogni sala ha una storia da raccontare.